bentrovati dal Palasport di Campagna Luppia. Questa sera assisteremo ad un'altra finalissima regionale, in campo le formazioni dell'Imoco Volley e del Fusion Team Volley. Si ripete un grande classico con due formazioni, una in rappresentanza della provincia veneziana e l'altra della provincia trevigiana, che si troveranno a contendersi il titolo regionale. E quindi c'è grande fermento in vista dell'avvio di questo match. Un match che per alcuni aspetti ricalca quella che è stata la finale Under 19 femminile, in quanto abbiamo la rappresentanza delle stesse società a darsi battaglia per il titolo regionale. Ricordiamo che la prima classificata del Veneto, e quindi quella che questa sera strapperà il titolo regionale della categoria Under 17 femminile, andrà direttamente alla finale nazionale, in programma dal 16 al 18 luglio a Salso Maggiore Terme, mentre la seconda classificata del Veneto andrà alla fase interregionale, che giocherà in casa il 3 e il 4 luglio, che andrà ad affrontare il campione regionale del Friuli Venezia Giulia e il campione regionale del Trentino. Questo per dare anche un responso di quello che sarà l'epilogo del post partita. A brevissimo andremo a conoscere i sestetti che verranno schierati in campo dai rispettivi tecnici. Ricordiamo, per quanto riguarda la panchina dell'Imoco Volley, l'allenatrice è Elisa Sperandio, mentre per quanto riguarda il Fusion Team Volley l'allenatore è Carlo Chieco. A dirigere l'incontro di oggi sarà il primo arbitro Elena Gambato di Padova e il secondo arbitro Davide Salvan, sempre di Padova. Ovviamente c'è grande fermento, ma anche grande attesa di conoscere l'epilogo di questa finalissima, che arriva dopo una serie di finali delle categorie maggiori e minori, sia in campo maschile che in campo femminile. È tutto pronto quindi per conoscere gli starting six. Andiamo a presentare il sestetto schierato in campo dall'allenatore Carlo Chieco, quindi per il Fusion Team Volley, con il numero 1 Giorgia Coveccia, con il numero 4 Martina Otta, con il numero 6 Matilde Favaro, con il numero 9 Viola Passaro, con il numero 11 Alessia Pugliero, con il numero 18 Anna Riccato, mentre a difendere la seconda linea ci sarà il libero Giorgia Foltranna. Questo quindi lo starting six per quanto riguarda il Fusion Team Volley. È arrivato il momento di svelare le carte anche per l'Imoco Volley, che schiera in campo con il numero 1 Anita Bagnoli, con il numero 6 Marina Giacomello, con il numero 13 Matilde Munarini, con il numero 17 Regina Viviana Guzzin, con il numero 19 Alice Trampus, con il numero 20 Domenica Giuliani, mentre a difendere la seconda linea ci sarà il libero Anna Bardaro. Tutto pronto quindi per dare avvio a questo big match. Alcuni volti li abbiamo già visti anche giocarsi la finale Under 19 femminile, mi riferisco ad esempio al Fusion Team Volley con Giorgia Coveccia piuttosto che Matilde Favaro, e dall'altra parte della rete, se non erro, anche Anna Bardaro. Quindi tutte giovani promettenti che hanno dimostrato durante tutto il campionato il loro valore e il loro spessore, e oggi sono arrivate qui cariche per giocarsi la finalissima che ricordiamo vale il titolo regionale di categoria. Essendo un appuntamento serale, questa sera il pubblico
sente meno il caldo afoso degli ultimi giorni che ricordiamo nelle palestre, giocandosi di pomeriggio. Anche il pubblico ha risentito della calura. Ovviamente tanta era la voglia di assistere dal vivo le proprie beniamine. Squadre in campo pronte per dare avvio al match. Si partirà con il servizio della formazione trevigiana, che partirà con Alice Trampus. Ricezione con palla staccata da rete, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, diagonale che esce dal perimetro di gioco. C'è il primo errore per la formazione veneziana con Giorgia Coveccia che non riesce a centrare il perimetro di gioco. Primo punto Imoco Volley. Ancora qualche problemino in ricezione con palla staccata da rete, ricostruisce il gioco ora la formazione trevigiana che attacca con Guzzin e va a segno. Ancora Alice Trampus dai 9 metri e arriva Ace sulla ricezione scomposta dell'atleta in maglia Fusion Team Volley. Ancora al servizio la formazione trevigiana, la risposta col Team Fusion, ricostruisce il gioco ora l'Imoco Volley. Buona la diagonale difesa dal Team Fusion che ora va all'attacco con Giorgia Coveccia che rimedia un altro errore. Punto Imoco Volley. Ancora Alice Trampus al servizio, palla staccata da rete, l'attacco del Team Fusion Volley che ancora una volta spreca un'occasione, questa volta con Anna Riccato, e c'è subito il time out chiesto dall'allenatore Carlo Chieco. Ovviamente gli errori hanno fatto da padrona in questo avvio di set, con un Imoco Volley molto concentrata e precisa sia dai 9 metri ma anche in fase di contrattacco dall'altra parte della rete. Fusion ha sprecato qualche occasione di troppo, soprattutto non essendo perfetto alla ricezione, di conseguenza poi sprecando qualcosina in più anche in attacco. Adesso vedremo se coach Carlo Chieco saprà dare il giusto sprono alle sue atlete. Intanto ricordiamo il parziale in questo set, sono già 5 le lunghezze di vantaggio della formazione trevigiana che ha siglato un netto parziale 5-0 in questo avvio di match. Ancora Alice Trampus dai 9 metri. Ricezione abbondante del Fusion Team Volley, ne approfitta ora l'Imoco con questa diagonale che pennella alla perfezione la linea laterale. Ottimo lavoro in attacco dalle ragazze dirette da Elisa Sperandio. E prosegue il turno in battuta di Alice Trampus. Tiene in ricezione il Fusion, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4 che questa volta, lavorando bene sulle mani del muro avversario, porta a casa il punto. Buon lavoro di Giorgia Coveccia che ha proprio cambiato la tipologia d'attacco rispetto alle azioni giocate precedentemente. Al servizio Anna Riccato. Tiene in ricezione l'Imoco Volley, ne approfitta Anita Bagnoli con
questo palleggio di prima intenzione che spiazza la difesa veneziana. Gusin al servizio. Tiene in ricezione il Fusion, buona palla nelle mani del palleggiatore che ben amministra per l'attacco da posto 4, una parallela perfetta. Punto Fusion che va ora al servizio con Viola Passaro, se non erro. Qualche problema in ricezione ora per la formazione trevigiana che in qualche modo aggiusta l'azione. Passaro che apre per l'attacco di Giorgia Coveccia, scelta vincente. Punto Fusion Team Volley. Le veneziane accorciano le distanze e si portano sotto di 4 lunghezze. 7-3 il parziale, ancora con la Valentino Ricci Imoco Volley a comandare nel primo set. E arriva un altro punto della formazione trevigiana con Matilde Munarini. Tiene in ricezione il Fusion Team Volley, va all'attacco ora Matilde Favaro. Un po' imprecisa ora la ricostruzione del gioco della formazione trevigiana, ma c'è l'ottimo lavoro a muro. Torna al servizio Anita Bagnoli. Ricezione sporca da parte della formazione veneziana che in qualche modo tiene in piedi l'azione con Giorgia Coveccia, chiamata ora agli straordinari. Ottimo lavoro dell'attaccante veneziana che lavora bene sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto. Ed è proprio Giorgia Coveccia ad andare al servizio. Tiene in ricezione Limoco, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4 e c'è anche un'invasione fischiata alle veneziane. Al servizio Dominica Giuliani. Tiene in ricezione il Fusion, Passaro che chiama in causa Matilde Favaro. Buona la difesa, la ricostruzione del gioco della formazione veneziana. Tocca ora alle trevigiane a far la voce grossa. Scelta vincente con il primo tempo di Matilde Munarini. Ancora Dominica Giuliani al servizio, ricordiamo il parziale 11-4 in questo primo set. Tiene in ricezione il Fusion, l'apertura del gioco per la palla corta giocata da Martina Otta e c'è ora l'attacco di prepotenza delle trevigiane. C'è un altro time out chiesto da coach Carlo Chieco. Ovviamente rispetto al primo time out qualcosa è cambiato, ovvero la formazione veneziana ha saputo ragionare e lavorare sui propri errori, riuscendo a dare del filo da torcere alla formazione diretta da Elisa Sperandio. Certo è che dall'altra parte della rete c'è una formazione molto coriacea, molto esplosiva, che appena gli si lascia un po' in là ovviamente pesa sull'acceleratore e rischia di fare molto male sia alla ricezione opposta ma anche in fase
d'attacco, quindi lavorando bene sulle mani del muro avversario piuttosto che sparando forte sulla difesa. Dopo il time out chiesto da coach Carlo Chieco, squadre nuovamente in campo. Ricordiamo il parziale 12-4, 8 le lunghezze da recuperare per quanto riguarda la formazione veneziana. Buona la ricezione, Passaro chiama il primo tempo, ricostruisce il gioco Limoco Volley, ricostruisce il gioco Fusion che questa volta impatta sul muro a 2 dell'Imoco Volley che non lascia passare Martina Otta. Torna al servizio Dominica Giuliani, 13-4 il punteggio. E c'è l'errore al servizio della formazione trevigiana che regala così il quinto punto al Fusion Team Volley. Arriva però l'errore al servizio di Alessia Puliero, la capitana del Fusion Team Volley. Risponde Imoco Volley con Matilde Munarini. Tiene in ricezione il Fusion, Passaro che chiama all'attacco Martina Otta che spreca un'altra occasione sparando out. Matilde Munarini al servizio ancora una volta. Tiene in ricezione il Fusion, palla nelle mani di Viola Passaro che chiama l'attacco da posto 3, scelta vincente. 15-6 il punteggio. Matilde Favaro al servizio, c'è la ricezione dell'Imoco. L'apertura del gioco per l'attacco da posto 2, non riesce a tenere in piedi l'azione la difesa veneziana ed è pronto un doppio cambio per il Fusion Team Volley. Sta per entrare Zoe Empocò per Viola Passaro e Matilde Pinarello per Matilde Favaro. Ovviamente cambia il capitano in campo, che è stata nominata Giorgia Coveccia. Tiene in ricezione il Fusion, riesce a passare con questa palla appena toccata. 16-7 il parziale in questo momento. Fusion al servizio, c'è un po' di difficoltà da parte dell'Imoco nel tenere in piedi la ricezione, riesce ad amministrare come può per buttare la palla dall'altra parte della rete. Buon lavoro in difesa dell'Imoco e arriva il braccio pesante di Alice Trampus che toglie le castagne dal fuoco e piazza a terra la palla del 17-7. Tiene in ricezione il Fusion, contrattacca questa volta con Giorgia Coveccia, punto Fusion.
7-8 il parziale in questo primo set, ancora Limoco a dominare. Ricezione abbondante da parte delle trevigiane, ne approfitta Mpoco. Altra atleta che abbiamo visto impegnata anche lo scorso fine settimana nella finale Under 19. Ancora Fusion al servizio. Questa volta la palla esce dal perimetro di gioco. Punto Imoco. Gussin al servizio. Palla completamente out, punto Fusion. E torna in campo Viola Passaro e anche Matilde Favaro, precedentemente sostituite da Zoe Mpoco e Matilde Pinarello. 18-10 il parziale, Viola Passaro al servizio per la formazione veneziana. Tiene in ricezione Limoco, apertura del gioco per l'attacco da posto 4, buon lavoro con il Fusion che non riesce a tenere in piedi la difesa. Il parziale, Anita Bagnoli al servizio per la Valentino Ricci Moco Volley. Ancora qualche imprecisione nella zona di conflitto tra il libero e il ricevitore veneziano. Punto Imoco che si porta ora sul più 10, 20-10. Ancora Bagnoli al servizio. Ricezione non perfetta. In qualche modo tiene in piedi l'azione la formazione veneziana, palla nella metà campo trevigiana, si cerca forse un tocco a muro da parte di Matilde Munarini, ma per il primo arbitro non c'è. Punto Fusion. Si riporta sotto di 9, 20-11. Ricezione non perfetta nemmeno per la formazione trevigiana, che lavora però bene a rete con l'ottimo lavoro di Marina Giacomello sulle mani del muro avversario. Buona la ricezione del Fusion con l'ottima alzata di Viola Passaro per il primo tempo vincente. Grande intesa tra la palleggiatrice e il suo centrale. Alessia Pugliero che ora vediamo andare al servizio. 21-12 il parziale. Tiene in ricezione seppur con palla staccata da rete, ci arriva Bagnoli, in qualche modo Limoco trova questa palletta corta che spiazza la difesa veneziana. Punto Imoco. Grande lettura da parte delle atlete dirette da Elisa Sperandio anche nella variazione del colpo in attacco. Cambio nelle fila del Fusion, in campo la numero 7 Sara Zarattini, chiamata a sostituire Martina Otta. Il parziale. Matilde Munarini al servizio per Limoco.
Ricezione con palla staccata da rete, l'appoggio per l'attacco anche se non precisissimo di Sara Zarattini. C'è un po' di confusione a rete, viene chiesto un tocco o un'invasione. Il primo e il secondo arbitro non ravvisano alcuna irregolarità. Vediamo che ora Anita Bagnoli chiede delucidazioni all'arbitro. Matilde Favaro al servizio, 22-13 il parziale. Tiene in ricezione Limoco, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, palla a terra, schiaccia Sassi. Alice Trampus, sicuramente tra le migliori realizzatrici in questo primo set. Ci avviciniamo alla finalissima del set. Questa volta Viola Passaro non riesce a fare i miracoli, a tenere in piedi un'azione già compromessa dalla ricezione non perfetta del libero. Attenzione perché siamo al set ball, 24-13, palla nelle mani di Marina Giacomello. L'appoggio per l'attacco di Zarattini, c'è l'autocopertura, ma c'è anche un'invasione a rete. Il punto è tutto per la formazione trevigiana che chiude qui il set con il parziale di 25-13. Noi ci ritroviamo all'avvio del prossimo set.
a rientrare in campo dopo la chiusura del primo set ad appannaggio della formazione diretta dalle ragazze, ad appannaggio delle ragazze dirette da Elisa Sperandio, quindi per la formazione dell'Imoco Volley, che si è imposta con un parziale abbastanza netto rispetto al Fusion Team Volley. Ora le veneziane hanno una grande responsabilità, ovvero quella di giocarsi il tutto e per tutto per cercare di fermare sul nascere la corsa delle trevigiane. Sestetti che vediamo essere pressoché invariati rispetto al set precedente. Forse il Fusion cambia l'assetto di base con Zarattini al posto di Martina Otta, se non erro. A brevissimo, no, mi correggo, Martina Otta è in campo e anche Sara Zarattini. Comunque viene confermato un cambio rispetto all'apertura del match. E intanto arriva anche il primo punto di questo secondo set ad appannaggio della formazione veneziana, che va al servizio proprio con Martina Otta. Tiene in ricezione l'Imoco, Bagnoli chiama in causa subito Domenica Giuliani, che viene però murata dalla formazione veneziana. Torna al servizio Martina Otta. L'ultimo centimetro di campo, missione compiuta con l'ace della giocatrice veneziana, che piazza a terra la palla che vale il 2-0. Ancora Otta al servizio e attenzione perché arriva un altro ace. La giovane atleta veneziana è entrata in campo con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quanto mostrato nel set precedente. Questa volta però la palla esce dal perimetro di gioco. Si chiude qui il turno in battuta di Martina Otta. Punto Valentino Ricci, Imoco Volley, che si porta sotto di 3 lunghezze, va ora al servizio con Guzzin. Tiene in ricezione il Fusion, c'è qualche tentennamento nel secondo tocco, ma c'è anche qualche tentennamento in casa Imoco, che finalizza però con Marina Giacomello. Secondo punto Imoco Volley, che torna in battuta con Regina Viviana Guzzin. Tiene in ricezione il Fusion in bugger, Viola Passaro per l'attacco di Giorgia Coveccia, che però spara in rete. La palla era molto staccata da rete e Coveccia ha chiuso forse troppo il colpo. Tanto l'Imoco si rifà sotto. 3-4 il parziale in questo secondo set. Palla che esce dal perimetro di gioco, non c'è alcun tocco, per cui il punto è per la formazione veneziana, che va ora al servizio. Con Anna Riccato. Tiene in ricezione la formazione trevigiana, che va subito all'attacco con Domenica Giuliani e finalizza alla perfezione dopo una prima risposta in difesa della Fusion. Imoco che non concede nulla e va a chiudere il colpo e a portarsi a casa il punto della 4-5.
tiene in ricezione il Fusion, Passaro che apre per l'attacco di Giorgia Covecia, ottima diagonale per la schiacciatrice veneziana. Viola Passaro al servizio per il Fusion Team Volley. C'è qualche imprecisione tra il ricevitore e il libero, che è riuscito lo stesso ad arrivarci in ginocchio su questa ricezione, non riuscendo però a contenere la palla. Punto Fusion. Ancora Passaro al servizio, c'è la buona ricezione del libero trevigiano. Giacomello non chiude troppo, c'è la difesa della ricostruzione del gioco del Fusion che va a segno con Giorgia Covecia. A briglia sciolta, passa sulle mani del muro avversario e arriva subito il time out chiesto dalla coach Elisa Sperandio quando il punteggio è sul 4-8. La formazione trevigiana non si è mostrata compatta e precisa come è stato nell'avvio del primo set. Dall'altra parte della rete c'è ovviamente un Fusion che sta sbagliando pochissimo e sta dando del filo da torcere soprattutto a rete, con un ottimo lavoro di Giorgia Covecia. Ecco, da qui la richiesta del time out da parte dell'allenatrice della formazione trevigiana. Dopo il time out si ripartirà con il servizio di Viola Passaro per Fusion Team Volley. Ricezione abbondante per la Limoco, che ora cerca di metterci una pezza, come si suol dire, e lo fa egregiamente lavorando su questa difesa che Passaro arriva lunga e non riesce a tenere in piedi l'azione. Limoco al servizio, tiene in ricezione il Fusion, palla nelle mani di Viola Passaro che chiama in causa Zarattini, che trova però il muro serrato. Punto Limoco che si porta sotto di 2, 6-8. Al servizio Dominica Giuliani, ricezione con palla leggermente staccata da rete, cioè arriva però Passaro che ben amministra per Giorgia Covecia che va a segno. Serata di grande spolvero per l'attaccante veneziana. Ed è proprio Covecia ad andare al servizio. La palla questa volta è out. Il parziale in questo secondo set. Ricordiamo il primo set è stato vinto dalla formazione trevigiana. Ricezione con palla staccata da rete, ci arriva Passaro che apre il gioco per l'attacco da posto 4, ma c'è il muro coriaceo di Marina Giacomello. Punto Limoco che si porta sotto di 1, attenzione, 8-9 il parziale in questo secondo set. Matilde Munarini al servizio. La palla è out, punto Fusion Team Volley. Tocca ora alle veneziane.
tiene in ricezione, buon lavoro di Bagnoli, ma c'è stato l'intervento del Fusion che ovviamente è stato fischiato dal primo arbitro, nonostante Gaia Zorzetto non fosse molto d'accordo. 9-10. Marina Giacomello al servizio. Ricezione abbondante. Imoco ha tutto il tempo per ricostruire. Ci prova di prima intenzione Bagnoli. Ottimo lavoro in difesa dell'Imoco con questa palletta sfiorata di Alice Trampus, laddove la difesa non riesce ad arrivare. Ancora Giacomello al servizio. Ricezione non pulitissima del Fusion che spreca con Zarattini che chiude troppo e l'attacco rimane sulla propria metà campo. Sorpasso Imoco e c'è subito il time out chiesto dal coach Carlo Chieco. Ovviamente questo è un momento cruciale del set perché l'Imoco, dopo un avvio non perfettissimo, è riuscito a trovare una chiave di lettura al gioco avversario e a riproporsi in campo più composto. Dall'altra parte della rete abbiamo un Fusion che sta spingendo moltissimo, soprattutto in attacco e soprattutto nella rotazione in cui si trova Giorgia Coveccia in attacco. Po' meno pulita l'altra rotazione, ma comunque sia in attacco che al servizio hanno dato del filo da torcere alla formazione avversaria, per cui sicuramente sarà un set fondamentale per entrambe le formazioni questo. Partirà con il servizio di Marina Giacomello. Ricezione abbondante del Fusion con Guzzina che non si fa certo cogliere impreparata, chiude il colpo sui 3 metri. Ottimo lavoro a rete per la formazione trevigiana. 12-10 più 2 Imoco. Tiene in ricezione Fusion, palla nelle mani di Viola Passero e buon lavoro in attacco con Martina Otta. Ottima diagonale. Zarattini al servizio. Tiene in ricezione l'Imoco, Bagnoli per Trampus. Ottima azione per le trevigiane che vanno ora al servizio con Alice Trampus. Attenzione perché Trampus ha fatto la differenza nel set precedente, soprattutto dai 9 metri. Buona la ricezione di Coveccia, Otta chiamata ad attaccare ma stringe troppo la diagonale che esce dal perimetro di gioco. Ancora Imoco al servizio, ricezione abbondante del Fusion. Trevigiane ora ricostruiscono il gioco, non riescono a chiudere con Guzzin, c'è poi un'indecisione di troppo tra Bagnoli e Guzzin e la palla cade a terra. Martina Otta al servizio per le veneziane. Palla che esce dal perimetro di gioco.
punto Imoco. 15-12, ora più 3. C'è un cambio nelle fila dell'Imoco. Al posto di Guzzin al servizio entra Sofia Bastianello. Ricezione con palla staccata da rete, ci arriva Passaro che ben imbecca Giorgia Coveccia che va a segno. Anna Riccato ora al servizio per il Fusion Team Volley. Errore al servizio per la formazione veneziana che regala un punticino all'Imoco. Anita Bagnoli al servizio. Tiene in ricezione Coveccia, palla nelle mani di Passaro con Coveccia che si imbatte nel muro chiusissimo della formazione trevigiana. (17-13) il punteggio. Ancora Bagnoli al servizio, qualche problema in ricezione per le veneziane che lavorano però benissimo in attacco con Giorgia Coveccia, davvero esplosiva l'attaccante veneziana in questo match. Punto Fusion che va al servizio con Viola Passaro, palla nelle mani di Bagnoli che chiama in causa Domenica Giuliani, scelta vincente. 18-14 il punteggio, ancora Imoco a condurre. Errore al servizio per Domenica Giuliani che regala così il 15° punto al Fusion Team Volley che risponde con Giorgia Coveccia. Palla che esce dal perimetro di gioco ed è un altro punto in casa Imoco. 19-15 il parziale in questo secondo set. Torna in campo Guzzin per Sofia Bastianello. Tiene in ricezione il Fusion, attacca con Martina Otta, c'è però il buon lavoro in difesa, ricostruzione del gioco dell'Imoco. Palla ancora nella metà campo trevigiana, Bagnoli chiama in causa l'attacco di Marina Giacomello, ricostruisce il Fusion che va a segno con Martina Otta. (19-16) il parziale. Fusion Team Volley al servizio. Palla staccata da rete, in bagger Bagnoli, miracolo di Trampus che non riesce a giocarsela alla perfezione, ma c'è anche un'invasione a rete che regala il punto alla formazione trevigiana.
Marina Giacomello al servizio. Palla che esce dal perimetro di gioco, punto Fusion Team Volley, che è sempre lì incollato al punteggio, ma c'è un doppio cambio chiesto da coach Chieco. In campo Mpoco e Matilde Pinarello per Viola Passaro e Alessia Pugliero, se non erro. Cambio che abbiamo visto anche nel set precedente. Non riesce l'intento di coach Chieco di dare pressing in battuta. Errore di Matilde Pinarello che vale il 21esimo punto per Limoco. E questa volta c'è l'ace sulla ricezione fallosa di Martina Otta. C'è il time out chiesto da coach Chieco in un momento di difficoltà da parte della formazione veneziana. C'è stato un momento di tensione sugli spalti che non ci ha permesso di seguire un po' quello che stava avvenendo in campo. Abbiamo visto ovviamente coach Chieco stringere accanto a sé le sue atlete per cercare di spronarle a giocarsi il tutto e per tutto in questo finale di set. Ancora qualche problema in ricezione per il Fusion Team Volley, che però lavora alla perfezione con Martina Otta, che prima di raggiungere la palla per il terzo tocco ha la possibilità di guardare la disposizione delle atlete nel campo avversario e piazzare la palla laddove nessuno poteva arrivare. Ottimo lavoro dell'atleta veneziana che va ora al servizio. C'è la buona ricezione del Limoco, difesa di Bardaro, attenzione al contrattacco di Domenica Giuliani che trova però il muro serratissimo. (22-19), ancora Fusion Team Volley al servizio. Tiene in ricezione Limoco, Bagnoli che chiama in causa Guzzin. Ottimo l'attacco della giocatrice trevigiana. 23-19, fasi finali di questo secondo set concitatissimo, con continui cambi di fronte. Al servizio, tiene in ricezione il Fusion e c'è la doppia palese. Di Matilde Pinarello. (24-19), set ball per la formazione diretta da Elisa Sperandio. Spreca la possibilità Limoco, regalando così il 20° punto al Fusion Team Volley. Che va al servizio con Anna Riccato. Ma c'è il time out chiesto da Elisa Sperandio. Ovviamente le trevigiane si stanno giocando il tutto per tutto per cercare di chiudere qui la pratica del secondo set e non lasciare troppo margine alla formazione diretta
da coach Chieco. Vedremo ora come andrà il turno in battuta di Anna Riccato e se dall'altra parte della rete Limoco saprà finalizzare alla perfezione e chiudere qui la pratica del secondo set, che varrebbe il doppio vantaggio nella conta dei set. Squadre in campo dopo il time out. Si ripartirà dal servizio di Anna Riccato. Tiene in ricezione Limoco, va all'attacco con Dominica Giuliani, risponde Fusion e lo fa con Giorgia Coveccia che annienta il set ball delle avversarie. Attenzione ancora Anna Riccato dai 9 metri. (24-21). Qualche problemino in ricezione per le trevigiane che in qualche modo mandano la palla dall'altra parte della rete, ma c'è un'incontenibile Giorgia Coveccia, vera mattatrice di questo match. Ancora Riccato al servizio. Tiene in ricezione Limoco, ora in attacco, ancora un muro sull'attacco di Dominica Giuliani che non riesce a passare. Attenzione perché il Fusion Team si rifà sotto. 24-23. Ancora Anna Riccato. Tiene in ricezione Limoco e ancora una volta non riesce a passare con un muro piazzatissimo delle veneziane. Ancora con un incontenibile Giorgia Coveccia. 24-24. Anna Riccato al servizio. Tiene in ricezione seppur abbondante Limoco, palla nella metà campo veneziana ancora con Coveccia, ricostruisce il gioco la formazione trevigiana ora con Dominica Giuliani, palla ancora in gioco nella metà campo veneziana ancora con Giorgia Coveccia e c'è un blockout. Veramente a Giorgia Coveccia sta riuscendo l'impossibile questa sera. Gran lavoro della atleta veneziana, vera trascinatrice del gruppo. 24-25. Giacomello, Bagnoli, primo tempo vincente di Matilde Munarini. Spezza la serie la formazione trevigiana, portandosi quindi sul 25 pari. Tiene in ricezione Fusion. Qui purtroppo c'è un errore della palleggiatrice Matilde Pinarello, che non riesce a tenere in piedi questo secondo tocco. Limoco dai 9 metri con Anita Bagnoli. 26-25. Ricezione abbondante, c'è l'Ace che vale il 26esimo punto per la formazione trevigiana, che si porta quindi sul 2-0 nella conta dei set.
E dopo il grande spettacolo offerto nel secondo set da entrambe le squadre, ma soprattutto dalla formazione diretta da coach Carlo Chieco, che ha saputo veramente farsi portavoce di una grandissima rimonta all'ultimo pallone, dove Imoco è riuscita a chiudere la partita solo per pochissimo. Fusion Team Volley trascinato da un ottimo lavoro di squadra, ma in particolar modo da Giorgia Coveccia, che è stata la vera leader del gruppo e ha piazzato a terra una serie di palloni che hanno saputo veramente mettere in difficoltà la formazione trevigiana. Formazione trevigiana che, ricordiamo, si è portata comunque in vantaggio nella conta dei set ed ora si porta sui 9 metri per dare inizio a questo terzo set, e lo fa subito con un ace. Ace che porta la firma di Alice Trampus. Tiene in ricezione il Fusion, tocca ora a Giorgia Coveccia fare gli straordinari con una palla non bellissima da amministrare, ma c'è l'errore in fase d'attacco della formazione trevigiana che vale il punto per le veneziane. Fusion al servizio, riceve e ricostruisce il gioco Limoco, lo fa con una Guzzin, palla in campo. Ed è proprio Guzzin ad andare al servizio per Limoco. Tiene in ricezione il Fusion, ci arriva Passaro. Buon lavoro in attacco ancora una volta di Giorgia Coveccia.
2-2 il parziale. Viola Passaro al servizio, tiene in ricezione Limoco, seppur con palla abbondante. Ottimo lavoro a rete però delle veneziane, che portano a casa il contrasto con la capitana Alessia Puliero. Sorpazzo Fusion, ora ancora al servizio con Viola Passaro. E c'è un attimo lavoro a rete di Giorgia Coveccia. Non si passa. Allunga il passo la formazione diretta da coach Chieco. E lo fa con un ottimo ace di Viola Passaro. Il parziale in questo terzo set. Ricezione abbondante, non riesce a finalizzare. Il Fusion, ma viene ravvisata un'infrazione da parte di Bagnoli. E c'è il time out chiesto da coach Sperandio in un momento di confusione totale da parte delle proprie atlete e anche qualche imprecisione di troppo, con un Fusion che veramente ha spinto tantissimo sull'acceleratore. E già nel secondo set ha rischiato di portarsi a casa il set. L'ha mancato veramente di un soffio. E ha ripreso il terzo set con una carica esplosiva, davvero non indifferente. Ancora Passaro al servizio, questa volta la palla è out. 3-6 il parziale, al servizio la palleggiatrice trevigiana Anita Bagnoli. Errore in ricezione per Coveccia. Fusion non riesce a tenere in piedi l'azione. Poco sui 9 metri con Anita Bagnoli. In ricezione il Fusion e va a segno con l'ottimo primo tempo di Alessia Puliero. Fusion al servizio proprio con Coveccia che porta a casa l'ace. Ancora Coveccia al servizio, tiene in ricezione Limoco, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2 di Domenica Giuliani, ma c'è l'ottima risposta di Fusion con Sara Zarattini. Ancora Coveccia dai 9 metri, attenzione perché il Fusion si è portato presto sul più 5.
Tiene in ricezione, seppur facendo fare gli straordinari a Bagnoli, non riesce a passare nel primo tempo con l'ottimo lavoro a muro delle veneziane, che si portano ora sul +6, 4-10. Ancora Covecia al servizio. Tiene in ricezione Limoco, cerca la palletta, c'è pure un'invasione nella metacampo veneziana, forse con Passaro. Palla nella metacampo trevigiana con il servizio di Dominica Giuliani, che però non riesce ad oltrepassare la rete. Fusion che si porta sul +6, 5-11. Tiene in ricezione Limoco, l'apertura del gioco per l'attacco murato su Giacomello, e questa volta è Fusion che spreca l'opportunità di contrattacco e regala il punto a Limoco. Matilde Munarini al servizio. Ricezione non perfetta di Fusion, che impatta sul muro avversario e non riesce poi a ricostruire. Il parziale, ancora Munarini al servizio. Tiene in ricezione, seppur con qualche difficoltà, il Fusion, che va però a segno con Martina Otta. Il punteggio, ancora Fusion al servizio, ricezione non perfetta, palla nella metacampo trevigiana con l'attacco pesante di Alice Trampus. Giacomello al servizio per la formazione trevigiana. È proprio Giacomello a forzare il servizio e a mettere in difficoltà la seconda linea veneziana. 9-12 la parziale in questo terzo set. Giacomello cerca l'ace, ma la palla esce dal perimetro di gioco. Punto Fusion. Martina Otta al servizio. Ricezione con palla staccata, Bagnoli in bagger per l'attacco di Trampus. In qualche modo Trampus riesce a tenere in piedi l'azione. E arriva la solita Covecia, che però sbaglia il colpo.
15, attenzione perché Imoco si rifà sotto. 8 ricezione abbondante, ne approfitta Imoco con Guzzin. E c'è il time out chiesto da coach Chieco. Time out che servirà un pochino per ritirare le fila dopo un ottimo avvio di set per le veneziane. Dall'altra parte della rete un Imoco non brillante in questo avvio di set che sta comunque ritirando fuori le unghie e i denti per rimanere ovviamente in partita e chiudere qui la pratica, che vorrebbe dire per loro il titolo regionale. Imoco al servizio, c'è la ricezione palla nelle mani di Passaro, murato l'attacco di Riccato, palla nella metà campo trevigiana con Bagnoli che chiama in causa Guzzin, a briglia sciolta. Il punteggio in questo terzo set. Ancora Imoco al servizio, c'è la ricezione di Otta, Passaro che apre il gioco per Giorgia Coveccia che trova la strada serrata a muro. Pari. Ancora Imoco al servizio, Riccato, Passaro ancora per Giorgia Coveccia, questa volta difesa non pulitissima dell'Imoco e ne approfitta Riccato. Nuovo sorpasso. Attenzione perché il turno in battuta di Riccato ha fatto molto male alla formazione trevigiana. In effetti subito un errore in ricezione, ma un ottimo lavoro di Guzzin che tiene in piedi la palla e in qualche modo difende e rigioca l'Imoco, ancora con un'ottima difesa del libero Anna Bardaro, e questa volta però c'è il tocco di Viala Passaro che con un po' di fortuna piazza a terra il punto che vale il +2, 13-15. Ancora Riccato al servizio. La palla questa volta esce dal perimetro di gioco, punto Imoco. Attenzione che c'è un cambio nelle fila trevigiane, abbiamo già visto anche nel set precedente. In campo Sofia Bastianello per Guzzin. La parziale in questo terzo set. Tiene in ricezione Fusion, Passaro chiama in causa Giorgia Coveccia che chiude troppo il colpo. 15 pari.
al servizio per Limoco. Ricezione abbondante, palla nella metacampo trevigiana che ha la possibilità di ricostruire il gioco ma non chiudere l'azione. Ci pensa ora il Fusion con un ottimo primo tempo di Alessia Pugliero, praticamente senza muro. Sorpasso Fusion. Palla nella metacampo trevigiana che ha la possibilità ora di contrattaccare. Bagnoli lavora bene sul muro a 1 di Pugliero e porta a casa il punto. 16 pari. Ricezione 8, Passaro fa gli straordinari, chiama in causa Garattini, ma si trova il muro serratissimo delle trevigiane. Buon lavoro di Matilde Munarini a rete. Sorpasso Imoco, più 1, 17-16. Ricezione 8, Passaro chiama il primo tempo di Pugliero che non finalizza la prima occasione ma lo fa alla seconda. (17 a 17). Anche questo un altro set tiratissimo. Coveccia. Qualche problema in ricezione per Limoco, nonostante Domenica Giuliani abbia tentato di tenere in piedi l'azione. L'ace è tutto della giocatrice veneziana che porta il Fusion Team in vantaggio 17-18. Ancora Coveccia, tiene in ricezione Limoco, Bagnoli lavora bene Giacomello sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto della parità 18-18. Attenzione perché c'è un cambio nelle file del Limoco, in campo Aurora Maria Soffiato per Domenica Giuliani. In ricezione il Fusion, palla nelle mani di Passaro, lavora bene sul primo tempo. Ora Bagnoli che chiama in causa l'attacco da posto 4, ricostruzione del gioco, palla abbondantissima. Bardaro ancora per Giacomello, ottima parallela. Ancora soffiato al servizio, 19-18 il parziale. Coveccia, ricezione abbondante e ottimo lavoro a rete di Munarini. E c'è il time out chiesto da coach Chieco. Ovviamente ora Limoco sta pestando forte, come si suol dire, nel senso che sta concedendo pochissimo e laddove sbaglia il primo colpo rimedia subito alla seconda occasione. Ovviamente la voglia di chiudere la partita in 3-7 è tanta e di conquistare il titolo regionale. Dall'altra parte però c'è un Fusion Team che sta lottando con le unghie e con i denti. Sta dimostrando comunque un'ottima pallavolo, trascinato da alcuni elementi, ma c'è anche una grande coralità di squadra che sta venendo fuori
in questo terzo set. (20-18). E c'è l'ace sul libero veneziano Giorgia Coltran, dopo un momento di indecisione con l'altro ricettore Martina Otta. (21-18). Ancora soffiato al servizio, ricezione abbondante e chiude Munarini. Ancora Aurora Maria soffiato, nel frattempo c'è un cambio nelle file del Fusion Team Volley, in campo Matilde Favaro per Martina Otta. Viene in ricezione Coveccia, viene chiamata in causa subito Favaro, che trova però il muro piazzato. Subito in campo Martina Otta nuovamente per Matilde Favaro. (23-15), Moco che si porta sul +5. Ricezione non pulitissima di Fusion con Moco che lavora benissimo con le mani a muro. Attenzione perché siamo sul 24-18. Moco qui la possibilità di chiudere il set e la partita. E lo fa con un ace di Aurora Maria soffiato, che piazza a terra la palla del 25-18, che vale la vittoria per 3-7-0 della Valentino Ricci Imoco e vale il titolo regionale per le ragazze dirette da coach Elisa Sperandio. Noi lasciamo le ragazze ai festeggiamenti, vi ringraziamo per averci seguiti con la nostra diretta streaming e un arrivederci al prossimo appuntamento con le finali regionali e non solo. Ci sono infatti numerosi appuntamenti che aspettano tutto il pubblico del volley maschile e femminile veneto anche nel mese di luglio. Un arrivederci e una buona serata.